sistema, quello dei parchi veneti, che riunisce i 6 gioielli verdi della regione. Flavio Silvestrin ha scelto proprio la vetrina di Vacanze e Weekend per presentare la strategia di promozione dell'assessorato regionale ai parchi del Veneto. Abbiamo messo in cantiere una serie di iniziative per promuovere i 6 parchi nel Veneto, i 5 parchi regionali e il Parco Nazionale delle Dolomiti. E fra le cose più importanti e significative è questo volume che è titolato A scuola nei parchi del Veneto. Abbiamo inviato questo volume alle 2635 scuole del Veneto, sperando, e pare che così sia, che venga anche introdotto come nel POF, nel piano di orientamento professionale, questo libro che contiene tutta una serie di itinerari, di aspetti anche scientifici per quanto riguarda i nostri parchi che hanno caratteristiche particolari ognuno, e c'è però un filo conduttore di tutti e 4 i parchi che riguarda su 4 temi, che è l'acqua, la geologia, le orchidee e ovviamente l'ambiente naturale. Ecco, questi sono, diciamo, i 4 fili che si ricongiungono e che caratterizzano soprattutto questi nostri parchi. Turismo come educazione ambientale. Con questa chiave l'assessorato ai parchi e alle aree naturali protette della Regione del Veneto partecipa dal 7 all'8 marzo a Padova alla seconda delle 4 tappe della fiera Vacanze e Weekend, il circuito dedicato al turismo e alle attrezzature per il tempo libero. Abbiamo anche iniziato una serie di presenze nostre nelle fiere di turismo, di Vacanze Weekend per esempio. Siamo stati a Brescia, sabato prossimo saremo a Padova, poi più avanti in Torino e chiuderemo a Verona. Anche questo proprio per rilanciare nel mondo del turismo questa iniziativa che soprattutto oggi stiamo così raccogliendo la sensibilità di tante persone che vogliono fare vacanze diverse rispetto alle tradizionali, quindi vivere a contatto con la natura, con la biodiversità. Sabato prossimo presso la Fiera di Padova siete tutti pregati, che ovviamente sarà presente alla fiera, di partecipare presso lo stand della Regione Veneto a questa conferenza stampa che riguarda appunto i parchi.